È una giornata importante di presentazione del DEF, il DEF regionale che parte il DEF nazionale e quindi trae la programmazione 2018-2020, al tavolo tutte le associazioni, i famosi stakeholders della vita sociale dei veneti e anche il mondo delle professioni, ovviamente assolutamente importante a questo tavolo, e con loro vogliamo condividere questo cruscotto, questo tema di programmazione che deve portarci via via a una fase di luce, possiamo chiamarla così, rispetto alle tematiche e ai continui tagli che vi sono stati da parte del governo centrale, in particolar modo dal 2011 ad oggi. Pensiamo che il mondo delle professioni sia un mondo che viene equiparato al mondo delle imprese, perché la famosa compliance non parte solo dall'impresa, ma il supporto viene dato dal mondo delle professioni, e a questo guardiamo con grande fiducia. Ovvio che la risposta e la madre di tutte le risposte non può essere che l'autonomia della nostra Regione Veneto. Una chiamata che è stata accolta con forte entusiasmo da parte di tutti, compresi appunto i professionisti, il mondo delle professioni, che il 22 ottobre ha dato un messaggio forte in quel di Roma. Da domani già la delegazione trattante con il governatore Zaia sarà ricevuta dal ministro Erika Stefani, che ha i rapporti con le regioni, e auspichiamo che questo nuovo tema, questa nuova sfida che tutti assieme possiamo vincere anche in una logica di lobby territoriale veneta, possa dare aspetti assolutamente fondamentali alla nostra vita sociale, al mondo delle imprese, al mondo delle professioni, e il nostro bilancio possa finalmente rivedere anche quella luce che in questi anni invece è stata tolta e comunque saccheggiata da continui tagli che poi non hanno visto una luce importante, ma soprattutto non sono stati destinati nei canali che i veneti chiedono. Quindi maggiore autonomia con l'aiuto di tutti, e quindi il messaggio che lancio è anche quello di fare lobby territoriale per il popolo veneto.